ragazzi, in questo nuovo video sono sempre io, il vostro Pokémon di fiducia, e oggi siamo nell'unboxing della PlayStation 4 con GTA 5 per Next Gen. Lo sto facendo in diretta, non l'avevo già aperta. Ok, direi di fare piano. Come, visto che sto tenendo la aspettate, ok, l'ho aperta e qua come devo capire come si fa. Qua, ecco. Oh sì, abbassiamola. Oh yeah, bitches. Ok, qua poi c'è, che cos'è? Vabbè, e qui c'è la PlayStation. Vediamo il controller in diretta, aspettate un attimo. Già da subito si vede che è molto maneggevole. Tu vedi qua. Vediamo cos'altro c'è. Un librettino. Poi qua un altro librettino, vabbè, che ovviamente leggerò dopo per montarla. E qua ci sono i fili che in confronto alla Xbox One 860 sono davvero pochi e anche molto piccoli. Poi qua ci sono le cuffie di merda, perché a me le cuffie della Play non mi sono mai piaciute sinceramente, però ce la mangiamo. E adesso passiamo al vero e proprio unboxing, quello della Play. Aspettate un attimo. Ok, ecco, ho preso la Play e adesso cerco un attimo di togliere dal coso. Aspettate. È qualcosa di epico. Vediamo se c'è qualcos'altro. No, bene, niente. Io devo mettere questo granfusaio qui dentro e di chiudere questa scatola per adesso. Vabbè, via. Allora, qua ci sono le cuffiette, adesso le apri e vediamo come sono. Fanno leggermente cagare, sì, lo so. Ma dai, ci accontentiamo. Poi qui c'è il filo. Aspetta che lo sto snodando. Ecco, il filo qua per attaccarla alla presa, mi sa. Sì, vediamo. E poi qua c'è un filo che non so che serve, sinceramente. Vediamo un attimo a cosa serve questo. No, no.
Vabbè. Ragazzi, per questo unboxing è tutto. E se il video vi è piaciuto sapete già cosa fare, commentare, condividere, iscrivetevi, mettete mi piace.